Buongiorno a tutti e bentornati in Cumelgu, in cui si chilò in compagnia di Mario Zandonella Necca, il sindaco del comune di Cumelgu Seura e anche i presidenti della comunità montana Comelico e Sappada. Buondì. Buongiorno Ietter. Allora, son chilò non a caso parlo in dialetto, in rappresentanza io dell'Istituto Ladin della Dolomites per la trasmissione Ricordi intra la nostra dente e voi come rappresentante amministrativo. Perché il Cumelgu rappresenta comunque una specificità all'interno della provincia di Belluno. Che vuol dire a questo punto amministrare in sta realtà che comunque è di confine? Sì, l'ultima parola che hai detto è quella di questo caso importanti perché tanti chilometri non sono nei distanti dai centri e nello stesso momento anche confinanti non solo con l'Austria, perché nei confinano con l'Austria, ma anche con due province di Don che è quelle, parlando dal Cumelgu in generale, no? Compresa Sappada di Don, che è la provincia d'Udine, cioè la regione Friuli Venezia Giulia, e la provincia di Bolzano, naturalmente ne città Salmedo questa situazione che là. E città Salmedo vuol dire avere un confronto continuo, no? Con quel che fa Chieter, con le possibilità che Chieter, con le norme che Chieter, con tutta una serie di robe che naturalmente l'amministratore che chi lo e Claure ogni dì con sì problemi e argomenti ha naturalmente presenti. No, che vuol dire? Vuol dire che picche avei l'idea che io senti tanti vuol dire là, vuol dire trasferire il comune da un'altra parte con un'altra provincia, eccetera. No, chi lo bisogna che riconosci, ma è una roba che mi pare che ultimamente è anche nianti con una certa forza di don così, cioè la politica in generale riconosce che chi sta sui confini ha avuto degli svantaggi. Allora, a chi era confini che sta dando i vantaggi come le regioni a statuto speciale che hai seduto a posto negli anni di don così e può contare su risorse e possibilità che sviluppò. Nei sono restati da voi perché queste risorse, queste possibilità ne avevano, adesso domandano che c'è data anche a noi. E sotto questo aspetto le robe mi pare che scomincia a panna piega in meglio in funzione di fondi che non garantiti o possono essere garantiti da chilonianti, no, soprattutto in particolare ai comuni che proprio confinanti con le regioni che i detenianti, per noi e la provincia di Bolzano, che può dare una grossa mano a noi a realizzare progetti, a fare tutto quel che bisogna da fare per, come puoi dire, riequilibrare, no, il termine, le condizioni sociali ed economiche li dovare, no? Riequilibrare vuol dire che tutti riconoscono che l'equilibrio non è, cioè che e chi cada pi e chi cada manco, insomma, e questo nei sta roba chi lo riconosciamo, ma questo non vuol dire che per forza onda ci passu i nostri strati e trasferisce perché cada pi. Domandon se ha dato anche a noi la possibilità di utilizzare le risorse con chi lo sul territorio, in particolare quelli ambientali, ma non solo, insomma, no? Per poter dare lavoro, perché la mia opinione è che come poi di l'emergenza, la roba più urgente da fare, e mette in condizione le famiglie, la denti, ma in particolare i doni, di avere una prospettiva, di avere lavoro stante chi lo, perché sennò si doni va a studiare e dopo come che studio fuori resta fuori. E pertanto chi claura e poi fa la vita attiva, che ha bisogno da lavorare, che ha bisogno di mettere le famiglie, eccetera, che dà anche un contributo perché il territorio vada avanti e progredisca, di don così, ha bisogno di avere lavoro. E sto lavoro un coin è proprio sempre garantito. E il fatto che adesso le Dolomiti siano state riconosciute patrimonio dell'umanità e che quindi il Cumelgu sia in parte come di interessato da questo riconoscimento, rappresenta un valore aggiunto? Sì, secondo me sì. Secondo me sì, perché dopo dovrà ben fuori sto piano di don così, no? Di gestione che adesso fatto, adesso programmato, e un piano di gestione che poi scalò dall'alto, no? Sulla popolazione che sta in quest'area. Bisogna che si costruisca sempre. Allora, qualche iniziativa così per far conoscere questa roba, che là è un bel fatto anche recentemente, qualche iniziativa per far sapere alla denti che sono in quest'area. Dopo il fatto che resta fuori
una parte di crodi che invece ne è stati tutti ciappadinzi su stu confin, è un problema però, è un problema di non mi par così grande, nel senso che comunque al lavoro che adesso fatto sulla parte, no, che i pedi, no, che la denti vivi, no, ne non avei un'attenzione particolare, naturalmente al territorio che è sotto le montagne, a Scapù come c'è dal fondo valle finché va su, tra bosco e largo, vi l'ho hanno tacca di Don così li crodi, vi l'ho tacca al patrimonio dell'UNESCO, ma anche sotto la quota Vilò ne ha un ambiente che sostanzialmente è quasi tutto vincolato dal punto di vista ambientale e che ogni volta che tu vos fai algo, naturalmente bisogna che te lo faccia con le dovute cautele e attenzioni, stando attenta a quel che fai e questo vuol dire anche in costo maggiore normalmente sul lavoro che fai, perché nei che chi amministra un comune in montagna sa bene che solo per il fatto di essere in montagna lo stesso lavoro, la stessa opera che voi fai costa un bosnal da la stessa roba fatta in pianura, per cui non è che, come puoi dire, noi sono sempre che domandano soldi, domandano risorse, noi domandano quel che adesso ad UC, insomma, no? Chi sta a Blum, chi sta a Treviso, chi sta a Padova, non si capisce perché chi sta in montagna non ha le stesse occasioni per poter sviluppare l'uranio, insomma. E di parlare non a caso dell'importanza che idonea da restare Chilò, quindi Chilò da poter citare le opportunità lavorative, ma mi pare che a livello della comunità montana c'è anche l'intenzione da valorizzare anche l'aspetto dell'istruzione con l'apertura di una scuola professionale a Sastefi. Sì, di che questa è un'iniziativa fatta, mi sembra, con la provincia, bisogna ricordare perché la provincia oltretutto ha la competenza sull'istruzione professionale e più in generale sull'istruzione superiore, no? Per cui nei Chilò come comunità si sono dati da fare per cercare anche di sensibilizzare le famiglie e per garantire la partenza a questo corso, no? E 22 o 23 iscritti alla prima classe, che è un bel numero consistente, sperando che questo numero Chilò resti, ho battuto a disposizione anche snalde risorse perché per fare partire a scuola vuol manco una cinquantina di mila euro, no? Per le dotazioni, sistemi a posto, comprare le robe che indispensabili per fare partire la scuola. Ho un continui contatti con il professor Zagallo, che è il professor che è il dirigente dell'istituto che ha a carico di questa scuola e di mesi dopo vedrò anche nel tempo da coinvolgere su sta roba Chilò anche gli imprenditori del legno, cioè chi che Chilò sul territorio e ne pocci e diversi, no? Che fa sto lavoro come impresa professionale, un Chilò a Padla, una Sastefi, un Muronzi, eccetera, no? Perché secondo me bisogna cercare, proprio perché che si tratta di una scuola professionale, da città un collegamento in aggancio dopo con la possibilità di città al lavoro. L'importante è che sembra la parte con poi di teorica, no, di materie che studi, sia garantita anche tutta la parte del laboratorio e pratica che nel caso di una scuola come questa è necessaria, insomma. Un cenno particolare merita anche il progetto relativo alla costituzione del museo etnografico della Valcomelico. Sì, che Schilò è una roba che da tanto che curon da voi di don, no? Perché tutto il Cumelgo ha le sue iniziative magari di siliedi trasvelli, no? Perché ognuno ha fatto il suo e noi si sono battuti con comunità a cercare di mettere insieme, no, sti realtà che chi lo dagli insieme con un progetto unico in sostanza. Ecco, sono da voi allora per questo, per questo programma, questo progetto che ha lo scopo di mettere in rete queste strutture, no? Anche perché questo dopo è l'unico sistema anche per avere dopo un riconoscimento di don così da parte della regione, perché queste strutture fatte dai volontari e sentasse snal soldi contributi per fare i dinianti mori, insomma, no? O comunque ne ha lo sviluppo può avere. Allora, metti in rete queste situazioni, creare le condizioni dai strumenti, no? Anche economici, perché questo possa essere fatto, è un progetto che noi abbiamo in mente e che, siccome questo programma dopo è a regia GAL, noi sono sicuri che vi lo citano al 50% di risorse, al 50% pensiamo noi, nel senso che le amministrazioni comunali, la fondazione e la comunità montana batterà calmancia, insomma.